Una decina i giovani che hanno partecipato al feroce agguato contro Francesco Favaretto, il 22enne ucciso in via Castelmenardo lo scorso 12 dicembre. Sono saliti a 5 gli indagati per concorso in omicidio, 3 maggiorenni e 2 minorenni, ma il numero è destinato a salire. Anche gli altri ragazzi che hanno partecipato all'aggressione rischiano di rispondere della stessa accusa. 2 fasi immortalate in un video. Nella prima l'incontro tra il gruppo e la vittima. I ragazzi, secondo l'accusa, avevano solo simulato l'acquisto dello stupefacente, ma una volta faccia a faccia con Favaretto è scattata la rapina, gli viene strappato lo zaino, il cellulare, ma non il panetto di hashish che lui riesce a tenere in mano. Ha tentato di resistere al violento assalto, poi si è scatenato il finimondo. Uno lo ha afferrato, picchiato, lo ha tenuto fermo, mentre un altro ha iniziato a colpirlo con un coltello. Questi sono i 2 maggiorenni in carcere. Poi è entrato in scena il quindicenne che ha estratto il coccio di bottiglia dalla tasca e ha colpito la vittima alle spalle. Ma l'aggressione non è finita. Favaretto a terra si è rialzato. Questo è un elemento importantissimo che conferma quanto dichiarato dal minore nel corso dell'interrogatorio, e cioè che lui con il coccio di bottiglia non ha colpito al collo il Favaretto, ma lo avrebbe colpito nella schiena dove aveva il giubbotto. Il fatto che non sia stato ferito col coccio di bottiglia è provato dalle telecamere perché dal video si vede chiaramente che quando il Favaretto si rialza al collo non ha alcuna ferita. A questo punto le immagini non riescono a riprendere la seconda fase del pestaggio, ma una cosa sembra certa: nei paraggi vicino alla vittima sono rimaste 2 ragazze, entrambe armate con 2 bottiglie. La minore sembra l'abbia lanciata contro il 22 anni ferendola alla testa, la seconda, la 19enne, potrebbe averlo colpito al cuore, la ferita letale. Francesco muore 8 giorni dopo in ospedale. La posizione per le 2 ragazze ora si aggrava, ma c'è un altro aspetto che ancora deve essere chiarito. In quest'ultima fase Favaretto viene colpito nuovamente da una coltellata, l'altra ferita letale. Da chi? Rispetto a quanto era emerso all'inizio dell'indagine, vi sarebbe una coltellata anche nella seconda fase. È un elemento rilevante considerando che in questa seconda fase il minore non ha partecipato. In via Castelmenardo i ragazzini con le mani insanguinate fuggono lasciando la vittima sull'asfalto.